faccio sempre il mio sondaggio, siete sempre tra i più belli. Grazie, al prossimo anno. Regalato uno splendido carnevale, un bellissimo 56esimo carnevale dei ragazzi che vi ricordo non finisce qui perché martedì ritorna il veglioncino bebè. Buongiorno. Quindi tutti i bambini che hanno voglia di trascorrere con noi un bellissimo pomeriggio si iscrivono presso la nostra associazione, ma potete ancora iscrivervi per qualche minuto al concorso mascherine perché tra pochissimo prenderemo le più originali con premi favolosi. Grazie a tutti, un pubblico fantastico, siete stati tantissimi, un orgoglio per Saccino, un orgoglio per la nostra piazza, perché siete così tanti. Grazie ancora. Everybody saying chocolate. Everybody saying chocolate. Iscritti al nostro concorso e noi tra pochissimi istanti raggiungiamo la notte del municipio e assisteremo a questa cena di questa certo. Benvenuti. Ecco, vorrei capire, c'è anche un bel principe lassù o solo una principessa? Benissimo, ben tre, vi logo. Bravissimi. Bene, bene. Allora vi ricordo che terminata questa sfilata dei carri ripassano la seconda volta così li salutiamo e poi inizia subito il concorso delle mascherine sotto la loggia del municipio. Sono ancora aperte le iscrizioni, ringrazio come sempre la cartolibreria Tavella per tutti i premi che ci hanno regalato, grazie anche per questi coriandoli, quindi vi aspettiamo, premieremo le mascherine più originali perché belle sono tutte, premiamo le più originali. Prontissimo ad arrivare uno dei carri a cui noi e Saccini siamo più affezionati, che ci segue da più tempo. È il gruppo Dal Santo di Prata di Pordenone con un mondo di dolcezza. Immaginate un mondo di dolciumi dove le case sono biscottate, gli alberi di liquirizia, i cespugli meringati e i fiori di zucchero e perché no, tutto avvolto in una nuvola di zucchero filato dove a regnare c'è un matto e buffissimo re ubriacatissimo di dolci. Sì, forse la cosa potrebbe non avere alcun senso, ma quando il mondo è aspro un po' di dolcezza non fa
bene a tutti? Ed ecco allora che il gruppo del Santo con il proprio carro mascherato, tornato da una sfilata di torte meringate alla fragola, cerca di far arrivare a tutti un po' di mondo di dolcezza. Un carro mascherato tutto da assaggiare, direi. Non vedo l'ora di vederlo da vicino. Intanto ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questa manifestazione, naturalmente la polizia locale, i carabinieri, i vigili volontari, tutti i collaboratori dell'Associazione Pro Sacile, tutte le persone che stanno lavorando per la realizzazione di questo bel pomeriggio. E vi ricordo che il Carnevale di Sacile non termina oggi, perché martedì 5 noi vi proponiamo il Veglioncino Bebè, dedicato ai più piccoli. Quindi iscrivete presso la nostra associazione i vostri bambini, perché sarà un pomeriggio da riservare. Martedì 5 marzo, Veglioncino Bebè. E grazie naturalmente alle migliaia di persone che hanno scelto Sacile per rendere ancora più bello questo pomeriggio. Siete tantissimi, grazie davvero di cuore. Eccoli qui, il gruppo del Santo di Praga di Corleone. Tutti da avanzare, mi sta.